Donna, vita, libertà. Anche a Padova, in piazza Antenore, mercoledì si è celebrato un flash mob a sostegno e in solidarietà delle donne iraniane, promosso da CGIL Cisle Will del Veneto, davanti alle prefetture di ogni capoluogo di provincia della regione. Dalle 17 alle 18 i sindacati si sono piazzati davanti alla prefettura di Padova, in piazza Antenore, per un sit-in a sostegno della lotta che le donne iraniane da più di un mese stanno conducendo nel loro paese, scatenata dalla morte della giovane donna di origini kurde Masha Amini, avvenuta lo scorso 21 settembre in seguito alle violenze subite dopo essere stata arrestata con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo. Stiamo ascoltando la testimonianza di una giovane studentessa iraniana che sta raccontando quello che succede nel suo paese ed è davvero incredibile. So che ci sono delle parole che vengono usate spesso, tipo incredibile e drammatico, ma quello che succede in questo paese, quello che succede alle donne in questo paese è qualcosa che non possiamo davvero tollerare. Le vogliono nascondere, invisibilizzare, zittire, e loro parlano con il loro corpo, parlano con la loro vita, che spesso gli viene tolta anche solo perché stanno filmando una manifestazione, come è successo poco tempo fa. L'Unione Europea finalmente sta cominciando a dare delle sanzioni per questo, è successo il 17 di ottobre. Noi chiediamo di tenere altissima l'attenzione su un tema di diritti umani e civili che è ineludibile per un paese. Per CGIL Cisle Will la protesta è la stessa legittima protesta di chi reagisce alle prevaricazioni sul corpo delle donne e si tratta purtroppo di un problema universale. Ecco perché raccoglie la solidarietà di tutto il mondo.